Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questa ultima edizione odierna del nostro audio-video giornale. Dunque apriamo subito con la cronaca e i fatti accaduti in Friuli, Venezia Giulia. Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale, presieduto da Paolo Milocco, ha condannato Emanuela Petrillo, l'ex assistente sanitaria di Spresiano, accusata di aver finto di iniettare vaccini a centinaia di bambini tra il 2009 e il 2017 tra il Friuli e il Veneto, condannata, come detto, a 8 anni e 6 mesi. Ed ora restiamo in tema sanità, 18 milioni di investimenti per quanto riguarda il Gemonese, le dichiarazioni del governatore del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito cosa ci dice Federica in questo intervento. Oggi qui a Gemona ha presentato con il vicegovernatore gli investimenti per il territorio gemonese. Sì, sono investimenti importanti, non soltanto perché rimettiamo in moto quello che c'era pre-pandemia e quindi garantiamo tutti i servizi. Verrà, come era già previsto dal programma regionale, purtroppo rallentato dalla pandemia, messa in piedi tutta la parte insieme al Gervasutta per quanto riguarda il recupero e quindi una valorizzazione enorme di questo presidio ospedaliero, e in più verranno fatte tutte quelle opere previste dal PNRR, ovvero l'ospedale di comunità ed anche le case della comunità, che riguarderanno tutta l'area, quindi non solo Gemona, che ovviamente sarà hub, ma penso a Tarvisio, penso al casa di comunità SPOC che ci sarà a Pontebba. Investimenti da decine di milioni di euro, non soltanto del governo, anzi principalmente della regione, perché vogliamo offrire un servizio di diritto alla salute diffuso in tutto il territorio regionale, ovviamente non promettendo cose che comporterebbero di fatto la non sostenibilità dell'ospedale, ma promettendo cose che valorizzino i presidi e riescano a garantire il miglior servizio possibile ai cittadini di questa regione e di questo territorio. Cambiamo completamente argomento, ci trasferiamo in Medio Oriente. Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di inaugurazione di un progetto di ristrutturazione della scuola media statale di Umairi, villaggio facente parte dell'area di responsabilità del settore ovest di Unifil, a guida italiana, organizzata e condotta dalla cellula G9, che esprime la capacità di cooperazione civile e militare. All'evento hanno partecipato, oltre al comandante del settore Ovest, il generale di brigata Massimiliano Stecca, il Caimac della municipalità di Tiro, Mohamed Jafal, il responsabile dell'ufficio educazione statale del sud del Libano, Ahmad Saleh, il direttore della scuola, Hussein Berri, e numerose altre autorità locali. Il momento culmine della cerimonia è stato il taglio del nastro da parte del comandante di Sector West con le autorità presenti, avvenuto in una cornice di bambini, genitori e insegnanti che fruiranno della struttura scolastica. Adesso ci trasferiamo a Pordenone. A futura memoria. È l'opera galleggiante che campeggia da oggi nel laghetto di proprietà dell'azienda di cuoio Pietro Presot di Porcia, un'installazione riflettente lunga 16,80 metri per 3 metri di altezza, dove l'artista di origine pordenonese Matteo Atruia ha giocato con le parole, come proprio della sua cifra stilistica. Passato, presente e futuro sono così sintetizzati in una frase che scardina un noto modo di dire per dispiegare il senso di un anniversario che guarda indietro, si nutre di presente e già percorre il futuro. E ora la pagina sportiva, vi diciamo subito, non buone notizie. E dunque vediamo lo sport, si è giocato la prima parte del campionato di Serie B, per la precisione 27esima giornata, le partite di oggi che vedeva impegnate anche il Pordenone, e noi da Terni il risultato non è positivo. Allora andiamo a vedere i risultati. Ternana Pordenone 1-0,
Benevento Cremonese 1-1, Brescia Perugia 2-1, Alessandria Como 1-1, che è ancora tanto in corso, mancano esattamente 2 minuti al termine, ripetiamo, Alessandria Como in corso, a 2 minuti dal termine, il risultato è fermo sull'1-1. A seguire le partite di domani: Reggina Vicenza, Lecce Ascoli, Spal Cittadella, Frosinone Cosenza, Monza Parma, Pisa Crotone. Il Pordenone tornerà in campo, per la precisione sabato prossimo alle 14 allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro contro il Pisa. Ma ai noi l'ennesima sconfitta pesa, e come, non solo sul morale. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione della sera. Vi ringraziamo come sempre per la visione all'ascolto. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net, altrimenti sulle pagine social collegate. Vista l'ora, non resta che augurare a tutti voi la buonanotte. L'informazione live torna domani mattina come sempre. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.